Sarà l'ultimo e partecipato addio al campione, allo sportivo che con le sue prodezze ha conquistato i cuori e inorgoglito i concittadini. Nella tarda serata di ieri è arrivato il nulla osta della procura per celebrare i funerali di Davide Rebellin, l'ex ciclista morto il 30 novembre a 51 anni a seguito di un incidente a Montebello Vicentino in cui è stato travolto da un camion pirata. Esequie che si celebreranno venerdì 23 dicembre al Duomo di Lonigo a partire dalle 9:30. Prima sarà dato spazio, un po' di spazio anche per le persone che vogliono ricordare o testimoniare il loro affetto, oppure anche dei ricordi sportivi con Davide, e dopo la cerimonia Davide sarà tumulato nel cimitero di Madonna di Lonigo. Davide era una persona molto semplice, molto alla mano, e quindi ben voluto da tutti quanti lo ricordano benissimo. Alle 10 poi si svolgerà il rito in Duomo, celebrato da Don Matteo Nicoletti. Prevista la partecipazione di autorità dalla politica allo sport che porteranno l'ultimo omaggio al campione e si stringeranno attorno alla famiglia perché sarà l'intera comunità a piangerlo. L'amministrazione comunale aveva già annunciato la volontà di indire il lutto cittadino nel giorno dei funerali che sono stati rimandati 2 volte per evitare che vizi di procedura potessero inficiare la validità degli esami autoptici che si sono svolti ieri all'ospedale di Vicenza.